Angelo Tomasello, guardando il punteggio si potrebbe pensare a una partita andata come da pronostico, la squadra nettamente più forte dell'altra sulla carta, però chi ha visto la partita sa che il Bagheria, soprattutto nel primo tempo, prima magari di subire il quarto gol, è stato pienamente in partita e meritava forse un punteggio diverso. Sì, ma il calcio è strano, nel senso che comunque poi al di là della mole di gioco, di quello che fai, poi quello che sposta le partite sono gli episodi. Diciamo che non siamo stati bravi o fortunati, abbiamo preso 2 gol in avvio di partita, un Eurogol, poi il secondo gol, diciamo il rigore lo voglio rivedere, però è chiaro che poi questi 2 episodi hanno indirizzato la partita, una squadra complicata, con quella qualità offensiva chiaramente poteva sempre farti male, però i ragazzi nonostante questo passivo, hanno provato come dire, a rimanere in partita. E se rimprovero qualcosa alla mia squadra è proprio che nel momento del 3-1 c'è stata quasi la foga di volerla riprendere, quando là dovevamo un attimino respirare e secondo me cercare di rimanere in partita. Poi chiaramente sul finale del primo tempo arriva il 4-1 e là a quel punto la partita è compromessa. Abbiamo avuto poi un buon atteggiamento nel secondo tempo, però niente, questa partita la mettiamo da parte, impariamo che dobbiamo essere più attenti, più cinici e andiamo avanti per la nostra strada. Ecco, so che non ti piace parlare dei singoli, ma ti ci faccio parlare lo stesso. In particolare due giocatori hanno attirato l'attenzione anche di chi ha seguito la partita. Uno sicuramente Ordóñez, non soltanto per il gol, ma anche per questo suo continuo movimento, anche una proprietà di palleggio importante. E anche il terzino Ballariano, un 2006. Parlaci un po' di questi ragazzi. No, vabbè, sono dei ragazzi che hanno tanta voglia, tanta fame. Ordóñez è un ragazzo spagnolo che sta rientrando dopo 15 mesi da un lungo infortunio, tanta voglia, tanta fame, e sono contento per lui perché oggi finalmente, devo dire, l'ho visto un po' più sciolto, ha fatto anche gol, quindi bene il percorso. Ballariano è un altro ragazzo in gamba che l'anno scorso ha giocato già in eccellenza, nel 2006, si sta adattando un po' a questo ruolo nuovo che io ho trovato come terzino sinistro, ma poi diciamo, oltre a questi nomi, diciamo, tutti i ragazzi si stanno crescendo e stanno impegnando. Peccato perché, ripeto, arrivare qua con buoni propositi e prendere 4 gol nel primo tempo brucia tanto, però ripartiamo da martedì più convinti che mai. Anche perché domenica si torna, anzi sabato si torna al comunale per cercare di confermare il trend positivo tra le mura amiche. Domenica, sì, torniamo domenica e sì, chiaramente poi una partita in casa e sarà una partita importante, ma come lo sono tutte.